E ben ritrovati, immagino che ci saranno tanti nonni, zii, parenti, tutti quanti che ci stanno seguendo. Se qualcuno, tra l'altro, si fosse perso qualche puntata di Cocco di Mamma, potete trovarle tutte su YouTube. E il ruolo dell'infermiere pediatrico ha una grande responsabilità e importanza, è un ruolo che deve essere dotato di una dote relazionale, ma soprattutto anche di sensibilità. E proprio di questo ne voglio parlare con la dottoressa Roberta De Monte, che è in collegamento con noi, infermiera coordinatrice del pronto soccorso pediatrico del Burlo Garofalo di Trieste. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottoressa, senta, parlando di appunto cure pediatriche, l'arrivo in ospedale per un bambino non è un evento previsto. Allora come si fa a creare quell'ambiente pieno di aghi, di strumenti medici, di barelle, di camici, un terreno, come si può dire, un po' accogliente, un po' protetto, dove il bambino si possa sentire sicuro? Qual è il vostro approccio in questi casi? Beh, innanzitutto è fondamentale la presenza della mamma o comunque della figura di riferimento, e nel nostro ospedale questo avviene da moltissimi anni. Faccia cosa che quando io ho iniziato i bambini erano soli in reparto e questo creava un disagio psicologico non da poco. E quindi la figura della mamma dà protezione e sicurezza al bambino. Poi dobbiamo avere delle competenze comunicative e relazionali molto adatte al bambino e anche al genitore, perché ricordiamoci che noi dobbiamo praticamente prenderci cura di tutti e due in quel momento. E quindi con queste competenze relazionali e con piccole strategie, di solito il gioco funziona. Le piccole strategie sono fondamentalmente il gioco, sicuramente adattato all'età del bambino, ma è fondamentale cercare di distrarlo e quindi con il gioco, ma con il tablet, facendogli vedere i cartoni animati, o con i filmati di YouTube che ci aiutano tanto, o il nostro cavallo di battaglia sono le bolle di sapone, Ecco. anche se purtroppo in questo periodo non abbiamo potuto usarle, in questo periodo particolare, e quindi tutte quelle tecniche di distrazione che fanno allontanare dalla mente del bambino la paura. Fondamentale è anche l'habitat, cioè dove noi abbiamo questo bambino. L'ambiente dovrebbe essere pieno di colori, di disegni, creare un'atmosfera particolarmente gioiosa proprio per far sì che il bambino non abbia paura di questo ambiente nuovo. In questo momento il nostro pronto soccorso è appena stato ristrutturato proprio in virtù del Covid e quindi dei Della nuovi pandemia? percorsi. Sì. Esatto, nuovi percorsi obbligatori, ma spero che in un futuro, e quindi diciamo che è abbastanza anonimo ancora, ma io spero che in un prossimo futuro brevissimo daremo colore ai nostri ambienti, cosa che negli altri reparti avviene già, perché ci sono disegni, ci sono colori, quindi cerchiamo di rendere il più confortevole possibile al bambino l'ambiente estraneo in cui in cui Catapultato. entra. Esattamente. Dottoressa, capita molte volte che i bambini arrivino in pronto soccorso e le paure del padre, della madre, dei genitori o del parente che li accompagna vengano poi trasmesse al bambino. Allora come si fa se il genitore non è in grado di autocontrollarsi? Come intervenite?
Innanzitutto bisogna sempre pensare che noi abbiamo davanti un'unica unità, nel senso che bambino e genitore in quel momento sono tutt'uno. È molto importante l'informazione. L'informazione che viene data sia al bambino, con il linguaggio adatto all'età, ma senza mai nascondere la realtà. E anche e soprattutto al genitore, perché anche il genitore in quel momento ha bisogno di supporto, ha bisogno di capire cosa succede al suo bambino. E noi cerchiamo di fare in modo che l'accompagnatore, che può essere la mamma o chi per lei, Sì. sia una parte attiva nell'assistenza al bambino. Per cui renderlo una parte attiva fa sì che il bambino assuma ancora più sicurezza nella mamma o nel genitore, che è il suo punto di riferimento. Per cui, perché diciamo che la coppia operatore sanitario e genitore è la coppia più forte che ci sia, perché l'operatore sanitario ha le competenze specifiche per l'assistenza, ma chi meglio della mamma conosce il suo bambino? Nonostante questo, può succedere che qualche genitore non sia in grado di autocontrollarsi, e in quel caso dobbiamo assumerci completamente l'assistenza al bambino, cercando comunque di sostenere il genitore nella sua difficoltà. Quindi accompagnate in questo caso il genitore più che il bambino, perché il bambino comunque è nelle vostre mani, accompagnate da un punto di vista così, un supporto psicologico anche il genitore. Sì, diciamo che la cosa fondamentale è la comunicazione, l'informazione, dare il tempo giusto per l'informazione, perché magari un genitore ha bisogno di più tempo per capire quello che sta succedendo al suo bambino. Per cui il tempo è fondamentale, il rispetto è fondamentale e anche il modo di approcciarsi, Approcciarsi. perché un operatore sanitario che avrà un sorriso, che avrà una parola amichevole, sarà sicuramente più di conforto che uno che ha fretta, e purtroppo qualche volta può anche succedere, soprattutto in un pronto soccorso come il nostro, e quindi i tempi sono stretti. Stretti, sì. Dottoressa, all'inizio, no, dicevo, un bambino non prevede l'arrivo, il suo arrivo in ospedale. Capita dunque anche di avere un ricovero, no, medio-lungo per un bambino, e dunque la sua vita privata, personale viene interrotta, non va più a scuola, non vede più i suoi amici, non va più alle attività quotidiane extrascolastiche. Allora lì come si fa a, diciamo, intrattenere il bambino senza creare in lui uno stato di panico e di shock per un ricovero medio-lungo? Allora, innanzitutto devo dire che fortunatamente i nostri ricoveri cercano di essere il più breve possibile, e quindi moltissime cose si fanno ambulatorialmente o in day hospital, cioè cerchiamo di trattenere i bambini il minor tempo possibile. Sfortunatamente in alcuni casi questo non è possibile, per cui il ricovero, che di solito avviene nei reparti, appunto in pronto soccorso, normalmente si fermano finché non viene stabilizzato, diciamo, e poi comunque viene mandato nel reparto di competenza, e il reparto, come avevamo detto già prima, è fondamentale comunque sempre 24 su 24 la presenza del genitore, che gli darà sicuramente conforto. Anche lì importantissima l'informazione e piccole strategie, diciamo, che possono rendere un po' più familiare il Sì. posto, come portarsi il proprio pupazzo d'affetto, oppure Quindi da la casa. propria copertina da
casa, il proprio pigiamino, cioè qualcosa comunque che gli ricordi casa. Fino a questa pandemia l'accesso in ospedale era garantito a tutti, quindi anche ai fratellini che potevano venire a trovare i loro fratellini, Sì. ai genitori. Adesso siamo un po' limitati, ma io confido nel fatto che tutto questo finirà e torneremo alla normalità. Nei reparti poi ci sono delle sale giochi con tantissimi giochi e con dei volontari di associazioni che intrattengono i nostri piccoli ospiti, e questo è sicuramente un Aiuta. punto molto importante che aiuta a far trascorrere il tempo in serenità, o perlomeno nell'ambiente più consono ai bambini, che rimane sempre e comunque il gioco. E per quanto riguarda la scuola, ai vari livelli, nei reparti viene attivata la scuola in ospedale, per cui ci sono, se il ricovero è particolarmente lungo, per non far perdere scuola ai bambini, viene fatta in ospedale, vengono maestri e professori per continuare il percorso scolastico che Sì, i bambini, i ragazzi stavano. per non perdere E insomma delle l'ultima lezioni e il cosa che programma. esattamente, per non restare indietro con i programmi, perché è fondamentale, poi il recupero diventa un po' difficoltoso. Sì, E una delle ultime perle, se posso chiamarle così, da poco è partito il progetto della pet visiting, cioè si dà la possibilità ai bambini, e non solo i bambini, a dire il vero, anche alle donne, che qua da noi si ricoverano anche le donne, di avere la visita del proprio animale di affezione. E credo che questo sia veramente un punto di forza, perché per un bambino che è ospedalizzato, vedersi arrivare il proprio cagnolino, il proprio gattino, credo che sia una cosa molto, molto, che lo rende molto felice e che gli dà un pezzettino della sua famiglia in quel momento. dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi e per le Grazie a voi. sue preziose informazioni. Noi ci fermiamo per 150 secondi, ci rivediamo qui per parlare sempre di cure, questa volta però non pediatriche, ma cure neonatali. A fra poco. E prima della pubblicità abbiamo parlato delle cure pediatriche, quelle rivolte verso il paziente bambino. Ora invece parliamo di quell'esperienza magnifica che abbiamo vissuto tutti, e cioè la nascita. Mi collego subito con il dottor Stefano Bembic, psicologo della neonatologia e terapia intensiva del Burlo Garofalo. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori. Succede che per svariati motivi un neonato possa finire in terapia intensiva. Allora, come interviene in questi casi la figura dello psicologo con i genitori, ma anche appunto con il bambino, perché la famiglia è un nucleo coeso? Allora, una domanda che merita una risposta il più includente possibile nelle diverse situazioni che ci possono essere in neonatologia, cioè che un neonato subito dopo la nascita ha bisogno di un'assistenza medica, a volte anche un'assistenza intensiva, la terapia intensiva neonatale. Un'esperienza per mamma e papà traumatica, scioccante, molto molto difficile da un punto di vista emotivo. Per me difficile è una parola, per chi la vive sulla propria pelle è molto più di una parola, e in quella sofferenza le parole non arrivano. Lo psicologo in un contesto, una situazione così, agisce, interviene, cercando di avvicinare il più possibile un ambiente così alienante, così
distante da quello che ti aspetteresti dopo la nascita del tuo bambino o della tua bambina, alla famiglia, ai genitori, alla mamma e papà che vivono un'esperienza così forte, e cercare di avvicinare il più possibile mamma e papà all'ambiente della neonatologia, personalizzando nella relazione, ponendo attenzione alle comunicazioni soprattutto non verbali ma anche verbali. Soprattutto all'inizio ci saranno delle comunicazioni di tipo non verbale, carico emotivo, nel approcciarsi a un ambiente così difficile. Da parte dello psicologo promuovere un avvicinamento tra questi due mondi inizialmente così distanti, quello della neonatologia, della terapia intensiva neonatale, di cui il neonato e la neonata può aver bisogno alla nascita, e quello di un'emotività davvero difficile, davvero provata da parte di mamma e papà che sono lì per il loro piccolo e per la loro piccola. Questi due movimenti di avvicinamento del reparto nei confronti dei genitori nei confronti della realtà del reparto, con il neonato, con la neonata, il suo benessere, l'inizio del suo difficile percorso di sviluppo sempre al centro, sempre al centro. Quindi promuovere questo avvicinamento mettendo al centro le relazioni tra i genitori, dei genitori con il proprio piccolo, con la propria piccola, con il reparto in generale. Dottore, i neonati suscitano delle emozioni molto importanti, molto ampie, che non è sempre facile, non sono sempre molto semplici da contenere ed elaborare. Nel caso invece dei bambini prematuri, quanto sono importanti gli stimoli tattili e le emozioni che vanno a crearsi? In particolare per i bimbi nati prima del termine, i bimbi pretermine, soprattutto i bimbi più piccolini e più immaturi. Per dare un riferimento, la gravidanza fisiologica di 40 settimane, i bimbi che nascono sotto le 30 settimane, ovvero con immaturità importante. La stimolazione tattile è molto importante. La stimolazione tattile dà probabilmente, perché i neonati non ce lo vengono a raccontare, ma probabilmente dà un'esperienza anche di tipo cosciente, in quanto arriva sulla parte più evoluta del nostro cervello, la corteccia, fin dalla 23esima settimana di età gestazionale. E per questo è una via di comunicazione importantissima con il neonato pretermine, in particolare con il neonato pretermine molto piccolo. Altre sensorialità che fanno parte di un mondo così precoce, così maturo, che maturano quindi molto precocemente, sono quella olfattiva e quella gustativa. In particolare stimolazioni di questo tipo, su queste modalità sensoriali, che arrivano dalla mamma quando il bimbo cresce in pancia. Il sapore, l'odore della mamma viene riconosciuto dal bimbo anche dal bimbo pretermine. E da corollario la sensorialità tattile, che comunque dà fin da età precoci, da età maturative molto precoci, un'esperienza molto importante e molto potente anche sul piano emotivo. Con i bimbi pretermine è importante una manipolazione delicata e contenitiva, quindi per esemplificare non la carezza ma proprio il contenimento stabile sul corpicino del piccolo, quello che viene proposto a mamma e papà, se la sentono, quando se la sentono, per far sentire meglio il proprio piccolo, per tranquillizzarlo proprio con il contenimento tattile. Crescendo sempre più sensorialità faranno parte del mondo del piccolo, anche del piccolo pretermine. Arriverà la stimolazione acustica, che dalle 25 settimane arriva sempre sulla superficie del cervello, quindi probabilmente dà un'esperienza cosciente, quindi i bimbi a 25-26 settimane già hanno sentito la voce della propria mamma all'interno della pancia, e poi successivamente anche la stimolazione visiva, a partire dal contenimento tattile, che è fondamentale. Centrale nel contenimento tattile non solamente quello con le mani, con tutte e due le mani appoggiate sul proprio piccolo all'interno dell'incubatrice, ma l'esperienza del pelle a pelle. Quindi il bimbo, anche piccolissimo, anche se ha un'assistenza respiratoria, possibilmente non invasiva, può essere posto sul petto della propria mamma, del proprio papà,
per un periodo di tempo che dura alcune ore, in cui c'è un'esperienza non solamente sensoriale tattile, olfattiva, gustativa, anche acustica per il rumore del battito cardiaco del proprio genitore, ma emotivamente avvolgente e completa, sia per il piccolo che per il genitore. Ed è stato visto da studi che se il bimbo che nasce prima può essere a rischio di difficoltà nello sviluppo, nel neurosviluppo, l'esperienza del pelle a pelle fatta regolarmente con mamma e papà, da quando si sentiranno di cominciare, è un fattore protettivo per difficoltà nel neurosviluppo che possono emergere in bimbi nati pretermine. Quindi il discorso tattile è centrale, sia come sensorialmente che emotivamente, e al centro anche il ritorno che ha per mamma e papà il contatto tattile ed emotivo con il proprio piccolo, sia contenitivo all'interno dell'incubatrice che in particolare del pelle a pelle. Se prima si è parlato di un'esperienza a parte di mamma e papà di sofferenza che le parole non possono descrivere, neanche la bellezza e la potenza dell'esperienza del contatto pelle a pelle con il proprio piccolo pretermine. Un'idea molto diffusa è che il padre debba rivestire questa figura di responsabilità e di forza. Immagino però, dottore, che fare un percorso per una terapia intensiva possa in qualche maniera stravolgere gli equilibri. Allora, come si va a intervenire magari in quella famiglia dove ci sono già dei figli a casa? Si può chiedere l'aiuto a nonni, parenti? Lei cosa consiglia? Allora sì, riprendo un po' la prima risposta che ho dato, cioè l'impatto molto forte in mamma e papà e sulla coppia di un'esperienza di avere il proprio neonato, la propria neonata in neonatologia, in terapia intensiva neonatale. E ti metti in gioco fin nel profondo del tuo modo di essere, del tuo sentire, della tua emotività. Come donna che diventa mamma o che diventa ancora una volta mamma per i bimbi che sono arrivati dopo, come uomo che diventa papà e come coppia. E quello che è mia abitudine dire in un certo momento del rapporto con i genitori è: vi troverete a scoprire dentro di voi delle risorse che non pensavate neanche di avere. Come donna, come uomo, come coppia. Vi potete conoscere da qualche anno, da tantissimo tempo, le risorse che vi ha portato questa esperienza così forte iniziale di genitorialità, vi porta a trovare delle risorse per stare in una situazione per il vostro piccolo, per la vostra piccola, che mai avevate scoperto prima. Ed effettivamente di solito gli equilibri si modificano in questo senso qua, assolutamente in maniera individuale e personale. Ovviamente non ci sono delle ricette valide per tutti nel cosa dire, non dire, la singola mamma, papà o coppia, con lo specifico percorso, difficoltà e risorse che ha il loro bambino e la loro bambina in quel momento dell'assistenza neonatale. Fratellini e sorelline se ci sono. È importante una comunicazione aperta con loro da parte di mamma e papà innanzitutto. Mamma e papà lo sono del bimbo che ha bisogno della neonatologia, lo sono anche dei bimbi che sono a casa, le cui aspettative vengono comunque stravolte come quelle di mamma e papà. È importante una comunicazione aperta, sincera, fino al punto in cui quella mamma e quel papà, con i loro bimbi, che loro conoscono meglio di chiunque altro, se la sentono di arrivare. Ma è importante coinvolgerli anche a casa, perché comunque i bimbi, le bimbe, i fratellini e le sorelline che già ci sono, lo sentono che le cose sono andate in modo diverso rispetto alle aspettative, alle fantasie, ai pensieri, alle promesse, all'immaginazione che si erano fatte del fratellino, della sorellina in arrivo, e lo capiscono anche nel senso di avvicinarsi, soprattutto non nelle parole, ma nei loro modi, alla sofferenza di mamma e papà. Di solito, senza chiederglielo, avviene che sono di supporto anche loro e prima di tutto. È quello che solitamente dico ai genitori, guardando i fratellini e le sorelline, a cui hanno un ritorno che non si aspettavano, di tipo positivo, cioè da capire una situazione difficile che si sta affrontando tutti assieme.
Mi viene da dire a queste mamme, a questi papà, guardate che i bimbi che avete a casa non sono cresciuti come funghi, li avete cresciuti voi. E adesso vi stanno tornando indietro in un momento di difficoltà che state vivendo tutti quanti. Un altro aspetto ancora, lei mi diceva le altre figure a partire dai nonni. In maniera molto nonni sintetica, o perché amici. abbiamo i tempi stretti, chiedere aiuto sì o no? Nelle persone di fiducia in relazione, di solito sono i nonni, dipende dai rapporti di quella coppia genitoriale, un aiuto sia da un punto di vista materiale quotidiano nella gestione degli altri bimbi, bimbe, e da un punto di vista emotivo. Sì, è importante che ci sia una relazione di fiducia, solitamente lo è con i nonni. Nonni, altre figure che ruotano attorno a questo mondo, solitamente non sanno neanche cosa dire ai propri figli che stanno affrontando e vedono affrontare una situazione di sofferenza dove parole non ci sono. Non è importante, non è importante dire delle parole, la vicinanza sì, inclusa quella nell'aiutarli nella gestione degli altri bimbi e delle altre bimbe se ci sono a casa. Dottor Bembici, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Io vi ricordo la prossima settimana il nostro appuntamento, mi raccomando non mancate perché avremo qui proprio un padre che ha che ha vissuto questo percorso attraverso la terapia intensiva dove hanno accudito il loro primogenito. Grazie per essere stati con noi e alla prossima settimana.